Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video e il nostro consueto appuntamento con il marketing. All'interno di questo video rispondo a una vostra domanda. Vi ricordo che qualora voleste partecipare anche voi a questa iniziativa, vi chiedo di inviarmi una videodomanda, proprio come quella che vedrete tra qualche secondo, sull'universo del marketing, della comunicazione o del blogging in particolare, e utilizzerò la vostra domanda appunto per effettuare una video risposta proprio come questa, che verrà condivisa su tutti i social media nonché sul canale YouTube e all'interno del mio blog. Tutte le persone che lo fanno avranno in omaggio il calendario editoriale e ispirazionale 2020 firmato Inspiration. Lo riceverete in versione PDF in modo che voi possiate stamparlo e utilizzarlo per i vostri contenuti per tutto l'anno. Ora entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi. Vi faccio subito vedere la videodomanda che ho ricevuto da Stefania. Ciao Valentina, volevo chiederti se secondo te nei nostri profili social sia più giusto trattare soltanto gli argomenti di cui parliamo nel nostro blog, ma anche spaziare su altre tematiche, perché avere argomenti di nicchia può portare molti visitatori, ma precludere anche possibili collaborazioni con brand di altri settori. Grazie Stefania per avermi fatto questa domanda e sono tremendamente orgogliosa dell'agenda Inspiration che era lì accanto a te, sono veramente felice. Allora, per risponderti subito ti dico che io sono abbastanza slegata da quelle che sono le regole imposte dal codice della comunicazione, ok? Certo le ho studiate, continuo a studiarle, continuo ad aggiornarmi, ma quello che più preferisco è buttarmi, tuffarmi all'interno dell'universo della comunicazione e vedere un po' come realmente è il caso di gestire le cose. Ok? Non sono una persona che dice si deve far così perché tutti fanno così. Da me avrai sempre delle risposte che saranno collegate a un effettivo risultato, ok? Quindi io in questo caso ti parlo di quella che è la mia esperienza, di quello che io ho appreso negli anni e di come io mi relaziono con chi mi segue. La prima cosa che mi viene da dirti è che siamo delle blogger. Ok, siamo delle creatrici di contenuti digitali, raccontiamo le nostre esperienze e dietro tutte le esperienze che raccontiamo ci siamo noi come persone. Quindi se un giorno mi va di raccontare un qualcosa che non è esattamente in linea con quello che è il mio settore, lo faccio. Ovviamente lo faccio con oculatezza, questo significa che penso sempre all'interesse che potrebbe scaturire nelle persone che mi leggono. Per me questa è sempre la prima esigenza nel momento in cui decido di condividere qualcosa online. Pensare a ciò che potrebbe causare quel contenuto all'interno della community. Se nella mia testa penso che quel contenuto potrebbe interessare anche a una sola persona, non dico a 100, 200, 500 persone, anche una sola, può bastare, quel contenuto può andare online. La cosa importante è che non vada a togliere del valore alla tua comunicazione. Quindi la mia risposta è sì, valuterei assolutamente di parlare anche di altro, soprattutto nei social media che sono un luogo aperto, ok? Perché le persone magari sul blog ti seguono perché tu parli di quella determinata nicchia, ma sui social media sei libera ovviamente di fare quello che vuoi. Ovviamente deve rimanere un po' tutto in linea con quella che è la tua linea di comunicazione. Quindi non discostarti molto dal tuo solito modo di parlare, nel senso che se hai parlato per 5 anni solo ed esclusivamente di viaggi avventurosi, è ovvio che un post sulle tue nuove scarpe a spillo sarebbe un attimino estraneo all'interno della tua bacheca, ma potrebbe anche non esserlo, perché magari potrebbe rivelarsi un qualcosa di divertente. Magari puoi pensare a un modo divertente di raccontare un qualcosa che è al di fuori del tuo settore. Quindi la cosa fondamentale secondo me è non discostarsi molto dal proprio modo di comunicare e di relazionarsi con le persone che ci leggono. L'altra cosa importantissima è quella di osservare il coinvolgimento che provochi nel momento in cui pubblichi un post che è extrasettore. Quindi potresti fare una prova, perché questo potrebbe aiutarti tantissimo e magari farti scoprire che chi ti segue è incredibilmente affascinato dal tuo nuovo tema.
Quindi potresti iniziare subito facendo una prova. Tutto questo discorso che ti ho appena fatto sarebbe totalmente differente se questa domanda non me l'avesse posta una blogger, ma un direttore di azienda che produce vini. Beh, in quel caso il settore deve assolutamente restare quello, non ci si può discostare più di tanto, perché altrimenti ciò causerebbe l'allontanamento delle persone che lo seguono e che lo seguono principalmente per la sua produzione di vini. Quindi fondamentalmente la mia risposta è sì, osa pure, all'interno del planner l'avrai letto tantissime volte e comunque ricorda sempre che se all'azienda piace il tuo tono di voce, piace il tuo modo di fare storytelling e piace il tuo modo di relazionarti con i tuoi lettori, che tu scriva di viaggi, che tu scriva di cibo, che tu scriva di scarpe, non avrà alcun timore nello sceglierti. Quindi vai, provaci e vedi un po' come va. Questo è un consiglio un po' per tutte, non rinchiudiamoci all'interno della nostra nicchia, del nostro settore, usciamo dalla cosiddetta comfort zone, respiriamo, apriamo la finestra e vediamo cosa c'è oltre la nostra casa, perché magari possiamo veramente scorgere panorami bellissimi che non avevamo neanche lontanamente considerato. Spero di aver risposto esaustivamente a questa domanda. Se tu, Stefania, o chiunque altro mi stia seguendo in questo momento abbia dei dubbi, scrivetemi, io sono qui per rispondervi e vi auguro una buona giornata. Ciao!